Avrebbe proposto ad una ragazzina ricariche telefoniche in cambio di foto e video hard. Un uomo residente nel Veronese è indagato. A lui gli agenti del commissariato di polizia di Conegliano, diretti dalla Procura di Venezia, sono giunti in seguito ad un'articolata indagine che ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti. L'uomo si sarebbe reso responsabile dell'addescamento sui social di minori per poi manipolarli psicologicamente fino ad ottenere la loro fiducia, superare le resistenze e abusarne sessualmente. A lanciare l'allarme è stato il genitore di una ragazzina del Coneglianese che ha sporto denuncia al locale commissariato di polizia dopo aver individuato sui dispositivi della figlia minore numerosi contatti virtuali con l'uomo tra luglio 2019 e novembre 2021. Di qui l'indagine che ha portato anche ad una perquisizione a casa del Veronese, nel corso della quale è stato rinvenuto altro materiale probatorio inerente ulteriori contatti nell'ambito del mondo della prostituzione virtuale. L'indagato, secondo quanto accertato dalla polizia, sarebbe un predatore virtuale seriale ed avrebbe altri precedenti specifici.